Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, recita l'articolo 1 della Costituzione. Ma siamo davvero sicuri che oggi sia così? È uno dei tanti interrogativi che si sono posti i segretari generali di CGIL, CISL e UIL intervenuti alla festa del 1° maggio organizzata ad Este. Con la crisi economica che ha colpito anche l'Italia, infatti, il lavoro sembra essere più un privilegio che un diritto, mentre non conoscono crisi il precariato e il lavoro nero. Io credo anche che dovremmo fare in modo che il 1° maggio diventi davvero una festa in cui si sancisce che l'articolo 1 della Costituzione, che stabilisce che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, sia davvero effettivamente così. Dobbiamo anche essere in grado, e noi ci augureremo che la politica nazionale facesse questo, garantire un futuro alle giovani generazioni. Sicuramente stiamo attraversando veramente dei momenti di ansia, dei momenti di difficoltà. Il lavoro praticamente dovrebbe unire tutti quanti, però purtroppo adesso come adesso tutti quelli che hanno perso il lavoro stanno vivendo momenti di difficoltà tale che veramente venire qui anche a condividere questi momenti di festa con gli altri lo fanno sicuramente con difficoltà. Non sono mancati nemmeno riferimenti alla triste situazione di una delle più importanti realtà industriali di Este, la Komatsu. È chiaro e evidente che Este, come tutto il resto del paese, sta vivendo un momento di crisi pesantissima. Noi oggi a Padova e stasera a Este abbiamo mandato un messaggio di speranza. Dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che questa crisi finisca, che la ripresa sia adeguatamente sostenuta e che i lavoratori della Komatsu possano riprendere il lavoro. C'è un'altra questione da porre alla discussione, il ruolo delle multinazionali. Le multinazionali hanno una responsabilità sociale o no? Per noi sì, per cui anche loro si dovranno far carico non solo dei costi, ma anche di una spesa sociale necessaria per affrontare la crisi. Dopo gli interventi dei rappresentanti sindacali, sono saliti sul palco i nomadi, che hanno attirato in piazza ben 10.000 persone. Questa sera a Este, oltre ai nomadi, c'è una grande festa dei lavoratori. E questa festa dei lavoratori è ancora più grande perché abbiamo voluto che ci fossero i nomadi a fare in modo che in questa piazza ci fossero veramente tutti i nostri cittadini insieme per pensare a un futuro migliore, per avere uno sguardo di speranza in questo momento di difficoltà. Quindi dovevano esserci i nomadi perché questo complesso mette insieme le persone, mette insieme le generazioni e noi crediamo che questo sia un segnale che vogliamo dare ai nostri cittadini e a tutto il territorio. L'organizzazione della festa si è dimostrata impeccabile anche da parte delle forze dell'ordine e dei volontari che hanno garantito la sicurezza dei presenti. Il grande successo ha già indotto gli organizzatori a pensare di replicare l'esperienza il 1° maggio del 2001.